Sì, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui nel Palazzo Farofini, sede del Consiglio regionale, Casa dei Veneti, e abbiamo come ospite Valeriano Lora e mi fa piacere di averlo qui presente. Saluto tutti i presenti, chi è collegato, in particolare anche il consigliere Stefano Giacomin, consigliere regionale qui presente, e tutte le persone che ci stanno seguendo e che ci seguiranno. Oggi è una giornata particolare, ho detto che mi fa piacere che sia qui Valeriano Lora perché ci racconterà del suo libro, di una storia, un percorso che ha vissuto in questi anni lui con la famiglia e anche con la moglie che oramai non c'è più, e Valeriano ha ritenuto di raccontare questa storia di questo percorso proprio affinché questo sentimento, queste sensazioni e quello che lui è riuscito con la propria famiglia a superare sia fatto conoscere. Lo fa in una maniera particolare che proprio si attiene a lui, nel senso con un linguaggio semplice, un linguaggio ben comprensibile. Il libro è molto scorrevole, bello da leggere, e però è incisivo, cioè lascia il segno, è emozionante e è bello perché è un lavoro che è stato fatto anche grazie al supporto del territorio. Insomma, una mano l'ha data anche la BCC di Poiana Maggiore, e quello che ne deriva dal libro, cioè dalle vendite del libro, è devoluto in beneficenza all'AERC per la ricerca, per cui ecco, questo è un ulteriore grandissimo valore aggiunto. È già un grandissimo valore aggiunto questo libro, perché adesso sentiremo Valeriano, ma anche appunto l'obiettivo finale, quello di far conoscere una storia, l'obiettivo anche di sostenere la ricerca, credo sia uno degli obiettivi, anzi l'obiettivo più nobile che ci possa essere. Adesso io lascerò la parola che ci racconti il libro a Valeriano. Valeriano Lora abita a Verona, è veronese di origine di Colonia Veneta, lavora nel Vicentino, agente di polizia locale, ha un trascorso da quasi professionista sportivo, perché ha corso nel ciclismo fino alla categoria di dilettanti, e è attualmente agente di polizia locale appunto nel Vicentino. Ecco, dopo questa introduzione lascerei a lui la parola e dopo magari facciamo appunto una chiacchierata insieme. Grazie intanto di essere qui, Valeriano. Grazie al consigliere Marco Zecchinato, che è anche un amico che conosco da diversi anni. Grazie a tutti i presenti e grazie a questa opportunità che mi avete dato per far conoscere questa storia particolare di questa ragazza che gli è capitata una malattia nel 2016 e invece di scoraggiarsi di fronte alla malattia ha cercato di affrontarla proprio come vanno affrontate le difficoltà nella vita. Arianna è deceduta nel 2020 e io mi sono trovato un po' in imbarazzo, non sapevo un po' come fare per ripartire e ho deciso di scrivere questo libro. Questo libro è diviso in 14 capitoli. I primi capitoli raccontano la storia, il fidanzamento, l'innamoramento, il matrimonio e poi le 2 figlie che abbiamo avuto negli anni, e poi la diagnosi della malattia, un adenocarcinoma, un cancro al colon retto, diciamo con metastasi, quindi a uno stadio avanzato. Nel 2020 ci siamo appoggiati ai migliori centri universitari che abbiamo qui in Veneto, tra Verona e Vicenza meno Padova, e da lì è iniziata definisco io un bellissimo percorso che mi ha insegnato tantissime cose e che ho deciso proprio di mettere nero su bianco su questo libro qua. Potrebbe sembrare una storia triste, ma in realtà è una storia di vita vissuta e che ha insegnato a me, perché in realtà i malati hanno una capacità di interpretare la vita in un modo diverso dagli altri, diciamo. Sanno apprezzare fino in fondo il fatto di riuscire ad alzarsi la mattina e avere la possibilità di uscire dal letto e fare quello che ci piace.
E infatti, secondo me, questo non è un libro solo di Arianna, ma è una rivincita di tutti quei malati che abbiamo e che alla fine se ne vanno in silenzio, ma che comunque ci trasmettono dei bei insegnamenti. Alla fine io narro tutti gli interventi che ha sostenuto Arianna in questo percorso e li narro effettivamente un po' come una gara ciclistica, è vero, c'è più di un riferimento al ciclismo perché io sono cresciuto a 7 anni, ho iniziato a correre in bici nella squadra locale del paese e ho smesso a 23 anni e per me è stata proprio una lezione di vita il ciclismo, ecco perché spesso faccio paragoni in questo libro con la vita reale, diciamo, che è fatta di imprevisti, di cadute, di qualche vittoria, ma comunque sempre con un messaggio positivo. Sì, grazie Valeriano, approfitto per farti qualche domanda, introdurre appunto anche qualche argomento. Tu hai detto ho rapportato la mia vita anche al ciclismo, no? Ci sono delle cadute, ci si rialza, si corre e nel libro si capisce proprio che c'è anche questo, come c'è nel ciclismo, anche sentimento di squadra, no? La famiglia, la capacità di andare avanti comunque e di saper ricavare anche tutto il positivo che c'è anche nei momenti negativi, quindi come dicevi la capacità di rialzarsi il mattino, di vivere la giornata, sapere appunto che è una giornata davanti. Ecco, questo tu lo evidenzi in maniera particolare nel libro, no? Anche nei rapporti di fiducia che si instaurano sì, tra familiari, ma anche verso i medici, verso il sistema sanitario, il rapporto anche con le associazioni che poi sono vicine, insomma, in questi casi. Ecco, se anche su questo vuoi raccontarci qualcosa. Allora, commento il tuo primo discorso sul fatto della famiglia, è vero, sì. Diciamo che i momenti difficili che tutte le famiglie attraversano possono distruggere o possono unire. Nel nostro caso ci hanno unito e ci hanno permesso di fare fronte comune di fronte a una malattia che purtroppo può colpire, insomma, in vari modi, e quindi non ci siamo slegati, ma abbiamo cercato di unirci e andare avanti. E poi effettivamente la rete ospedaliera che ci ha supportato in questi anni, infatti colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Lanzarin e comunque voi consiglieri e la Regione per quello che fate in termini di sanità, perché è molto importante continuare a fare prevenzione sulla malattia. È importante anche formare dei buoni medici perché in certi momenti bisogna prendere una decisione, bisogna saperla prendere con formazione, con competenza e quindi non bisogna mai abbassare la guardia per quello che è stata la mia esperienza. Io ho comunque un'esperienza positiva da quello che ho vissuto perché almeno qui in Veneto, ma comunque nel nord Italia sicuramente abbiamo delle eccellenze che ci permettono di affrontare nel migliore dei modi anche le malattie più dure da affrontare, diciamo. Poi facevi riferimento anche all'assistenza familiare, è vero, negli ultimi tempi Arianna è morta nel giugno del 2020, quindi eravamo in pieno Covid e gli ultimi mesi in cui aveva bisogno di cure, diciamo, abbiamo avuto un supporto importante da parte dell'ADI, che tanti non ne parlano, ma è un servizio molto importante che va sempre finanziato e sostenuto, secondo me, perché consente di migliorare la qualità della vita del malato, assolutamente, e anche dei parenti. Questo mi sentivo di ribadirlo. Sì, e poi la finalità del libro, oltre che far conoscere appunto la storia, il percorso, è anche quella di ricavare fondi
per la ricerca. Ecco, vuoi parlarci anche di questo? Sì, assolutamente. Allora, il tipo di cancro che aveva Arianna era sostanzialmente incurabile, quindi abbiamo provato tutte le chemioterapie disponibili in quel momento, le radioterapie, gli interventi chirurgici, ma la malattia continuava ad andare avanti. In quegli anni là erano uscite le prime immunoterapie sperimentali e lo narro anche nel libro, abbiamo iniziato a girare il nord Italia alla ricerca di un protocollo sperimentale che ci permettesse di provare questo tipo di farmaco. Siamo riusciti a Natale, dicembre del 2017, proprio qui a Padova, allo IOV di Padova, ad entrare in questo protocollo sperimentale in cui si provava questo farmaco e che di fatto ha allungato la vita di 2 anni rispetto a quello che erano il decorso della malattia. Da lì è nata la mia idea di sostenere la ricerca nel mio piccolo. Sono ancora molto indietro perché ho messo insieme qualche migliaio di euro, però il mio obiettivo sinceramente è arrivare a una borsa di studio di 25.000 euro con AIRC. Quindi anche questo passaggio che faccio qui da voi sarà un motivo per me di dare visibilità a questa storia e quindi riuscire a concretizzare qualcosa in più, ecco, diciamo, da quel punto di vista. Il libro l'ho pubblicato io con Amazon proprio per contenere i costi, però non nascondo l'obiettivo di uscire con un editore importante, con calma, vediamo se riesco ad arrivarci, ma questo è un altro obiettivo che mi sono dato. Insomma, un obiettivo che ti auguriamo anche di raggiungere, perché insomma chi ha letto il libro, anche chi ha sentito insomma raccontare questa storia, questo percorso valeriano, insomma capisce l'importanza di poter uscire con questi messaggi. Vogliamo dire anche dove è acquistabile il libro? L'ho pubblicato con Amazon ed si può acquistare solo sulle piattaforme di Amazon al momento, sì, assolutamente. Ecco, ed è stato presentato anche in altre occasioni, insomma tu ti sei attivato molto quest'anno, no? È uscito, l'ho pubblicato il 23 novembre del 23 e poi l'ho presentato nel mio comune a Cologna Veneta i primi di dicembre, diciamo. Poi in realtà mi sono fermato perché ho dovuto fare un po' spazio, diciamo, a quello che sono i ricordi e ho dovuto far passare un periodo proprio per poter mettere a posto quello che sono i ricordi e abbiamo ripreso oggi in un modo diverso, in una forma un po' più, diciamo, leggera, che mi consente di guardare con il piglio giusto anche questa cosa, perché secondo me è un bel libro attualissimo che può essere letto da tutti e fa proprio riferimento a le buche e le cadute che affrontiamo durante la vita, che accadono a tutti. A me è successo addirittura dopo aver scritto questo libro, per cui sono contento, diciamo, sono contento. Beh, noi ti ringraziamo di essere qui oggi, anche perché da buon vecchio ciclista si vede anche il saper ripartire, la tenacia, la forza e anche il coraggio, perché chiaramente non è facile esprimere, insomma, pubblicare anche i propri sentimenti, i rapporti con la propria famiglia. Di lì penso il titolo sia nato proprio su questo, no? Il coraggio di Arianna, cioè il coraggio che ha avuto lei e che in qualche modo tu eri già coraggioso, insomma, ma hai mutuato da lei. No, io non sono mai stato tanto coraggioso, lei lo era assolutamente, anzi il titolo, per curiosità, nasce da un giorno che eravamo al santuario di Monteberico, che è lì vicino dalle nostre parti, diciamo, a Vicenza, provincia di Vicenza. Eravamo andati in occasione della festa del malato e così, uscendo poi da una messa, gli dico: Marianna, ma hai chiesto a
alla Madonna di guarire da questa malattia. E lei mi ha risposto no, io ho chiesto il coraggio di affrontarla la malattia. E secondo me da queste parole proprio emerge l'umiltà di questa ragazza, ma neanche tanto la sua, proprio di tutti i malati che incontriamo poi negli ospedali, che sanno proprio apprezzare anche le piccole cose, secondo me. Viviamo in un'era in cui i social ci bombardano di vite modello, vite perfette, e in realtà ci dimentichiamo che la sostanza della vita, secondo me, sono ben altre cose. Ecco. Questo è il mio punto di vista. Sì, ti ringraziamo per, appunto, ricordo ancora il coraggio di poter divulgare, insomma, anche questi sentimenti e queste esperienze. Magari sono dei passaggi per te e anche per noi magari un po' duri, no? Delicati e difficili, però è giusto riuscire a condividere questo sentimento che spesso anche tutti noi ci dimentichiamo, come dici tu, la capacità di affrontare anche i piccoli intoppi, le piccole cadute, e di rialzarsi in maniera positiva, ancora più forti di prima, nonostante tutto. Non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere sul tuo libro, quello che ti aspetti, insomma, possa accadere anche con l'assegno di ricerca, le speranze che nutri, anche i rapporti con queste associazioni. Parlavamo di AIRC prima, che insomma... Sì, allora io ho preso contatti con AIRC di Milano proprio per questo progetto, e mi hanno consigliato di darmi un anno di tempo per mettere insieme un po' più soldi, e no, per me va bene così, è una grande opportunità che mi avete dato, quella di venire a presentare questo libro, e vedremo, dai, che strada. Secondo me è una bella storia, e con calma, con il tempo arriverà. Grazie, vi ringrazio. Ecco, noi chiaramente ti auguriamo che questa giornata qui in Regione Veneto possa essere stata utile per divulgare questo libro, e andare appunto poi a finanziare anche la ricerca da parte nostra. Per quanto possibile, insomma, ci daremo da fare nel far conoscere che c'è questa iniziativa, anche perché la ricerca è un campo veramente importante. La Regione come ente, come istituzione, sta facendo la sua parte, ma è molto importante anche la parte che viene dal privato, dal terzo settore, dal volontariato, dalla raccolta fondi, perché senza appunto tutta quella parte di società che sostiene e finanzia la ricerca, molte attività non si potrebbero fare, molte scoperte non sarebbero state fatte. Quindi parlavi appunto di cifre, di importi, ma credo che la cosa più importante sia proprio questo gesto di dedicare tutto e per tutto quello che deriva da questo libro, dalla tua attività di pubblicazione alla ricerca. Quindi di questo veramente mi sento di ringraziarti a nome di tutta la Regione, ma credo a nome di tutti i cittadini. E io a questo punto chiuderei qui la presentazione. Vuoi lasciarci con un messaggio? Quello che hai appena dato tu, il volontariato, la prevenzione e la ricerca, sono queste 3 parole che ci dobbiamo ricordare. Grazie a tutti.